Allora, buonasera, benvenuti in un altro video in senese, fatto da me. Il mio nome è Claudio, faccio di video in YouTube in senese, che provo, manco, faccio da pratica. E anche oggi voglio parlare un po' del fatto che è successo di questi giorni, che si parla di lungo di una situazione d'usena, in una delle ultime partite d'usena, che è stato questo cartellone. Secondo me bello, poi mi va bene, go in bias perché sono un tifoso d'Usena, pace, non posso fare niente, mi piace per te. E niente, che sto dei commenti dall'altra squadra, da Sampdoria, da Dudoia, che l'hanno detto che è scritta in senese, che è bella in grande in tuo stadio, alle sbagliate. Ma secondo voi alle sbagliate? Beh, secondo me no. Ora vi faccio vedere cos'è come si scrive e da dove viene questa grafia. Da poi ascinte in questo canale non si capisce manco cosa che fissa de sbaglio in generale, ma pace. E andiamo da poi, ma il qui scritto in tamè lavagna, andiamo a vedere le altre varianti da grafia, tanto per capire quale sia più giusta, se che ne è più giusta, e niente, veniamo a prova. Allora, benvenuti. Questa è la famosa scritta in criminale. La scritta in criminale dice da Gesena andiamo a guagna. Ora, se parliamo poi, vedi subito, se non avete visto di me altri video, se venite da un'altra parte, un mese nesile un po' particolare, mi vengo da Levante, più precisamente dall'entroterra di Tigulio, e niente. Dunque se un me sento non mi convince, se a me coccino all'estranea, se parlo troppo d'espressa, dago a colpa a quello. Ma va bene. Da Gesena andiamo a guadagnare. Allora abbiamo daghe le con due consonanti, daghe le dal verbo da, che vuol dire da, da Gesena, seno che è una E lunga, è una vocale lunga, che andiamo da poi a vedere cosa significa e perché è importante menzionarlo. Andiamo dal verbo andare o andare, però siccome perché cosa possiamo trovare? Possiamo trovare andemo o anemo, però in questa situazione è in crio de guerra, diciamo che è in crio da tifosi, dunque andemo è un po' più elegante, allora troviamo anemo a, che è una preposizione, non è in articolo, preposizione a donde, è una preposizione del locum, non si può dire del luogo, de posizione, e guagna vuol dire vincere in italiano. Guagnare è una parola che è tosto paeggia in altre lingue come gagner in francese o gagnar in spagnolo, gagnar in portoghese, ma non sono troppo bravo del portoghese manco, vuol dire vincere, come ho detto. E guagnare è tipica do senese, do parla senese, che dà un po' quella cantilena, proprio per la presenza di una vocale importante, è veramente importante, e è la vocale lunga attona. Attona vuol dire che la sento in ta parola, non case in questa lettia, scibenca seggi una vocale lunga. Perché di solito quando ti viene una vocale lunga, come in sena, quando è lunga, ti casci la sento con che casa addosso, ma quello caso non conta. Perché è importante menzionare quello? Perché in ta grafia devi in tu cartellone, se devi la grafia per l'appunto in Italia, in Italia le devi altri chiamano quella del secolo, perché si trova l'inserto, non l'inserto, ma in te pagine del secolo XIX, dico come vorrei, insomma, si trova in un secolo e per quello allora si dice scia grafia del secolo, alle devi da un bello numero di accademici, di professori, di persone delettie, posso menzionare o Fiorenzo Toso, famosissimo, ma ancora da poco, abbiamo Acquaron, abbiamo Alessandro Casoni, abbiamo tanti, ecco. Poi andiamo avanti a menzionare, ma lei di solito è un po' una grafia un po' più di nicchia, se dice in italiano, un po' meno conosciuta, meno avuggiata, è un aggettivo che mi piace tanto, avuggiato, di meno famosa, no, mi fa un po', ecco, mi sa che ho fatto più peso come lei prima. Oh, wow.
Dunque, possiamo provare a dire che questa è pari passo, come si dice in italiano, è in una maniera precisa, a maniera come è stata scritta in tu cartellone e in tu manifesto d'usena che si trovò allo stadio, e per la grafia in Italia, come a prova di, è giusta, non è niente di sbagliato. Va bene? Siamo? Dunque, prima domanda, che non la risposta. Il cartellone d'usena, scusami, pace, è giusto, non è in errore, manca a trovarlo. Perché? Vi spieghiamo. Perché dopo l'hanno detto che le sbagliò, questa gente, ha detto che le sbagliò, ma non la spiegò dove le sbagliò. E l'ha fino scritto in italiano, non è manco scritto in senese. Dunque, non si capisce. Ma ora vi spiego perché è giusta. In grafia in Italia, poi vi vedi altri esempi che vediamo così l'en, in grafia in Italia e senti il len un po' più sparagnei in senese desena. Dunque, in parole come daghe, in parole come sena, nemo e così andando, non c'è bisogno di mettere di assenti. Perché? Sena, se avessimo da mettere sena, che serve un assento in ta. Dunque niente. Daghe, se avessimo da dire daghe, non è una parola vera, ma stiamo a provo. Daghe saeva de a dugiage, o un motivo perché lo spelling lo faccio questa maniera qui, ve lo spiego in un altro video, non vedo essere approfondito, però stiamo a provo. De a dugiage, che saeva in a, attaccare qui in a e, daghe, va bene? E se fosse da ge, saeva de a dugiage, i, e, con differenti cose, dipende a seconda del fatto che fosse in A e che le torna in altro fonema, si dice, sono stracole le tosto mezzanotte qui dove vivo, dunque non sono troppo fresco, ma insomma, dunque quando abbiamo da dire daghe, questo è quello che voleva dire, non è bisogno di mettere di assenti, integrafia in Italia, d'accordo? Dunque, per tutti quelli d'usena che avevano dei sospetti, ma forse abbiamo scritto magari la prossima volta, no, è giusto, se vuoi scrivere in Italia, se vuoi scrivere in teatro, ma ne vi mostro come scrive in teatro, ma ne. Ma questa è quella che mi scrivo, è quella che ho impreso, ci benca se già trovato, non è difficile, ci benca che sia meno assenti, però, lo si è detto 5 volte, che vi dico un'altra volta, è giusta, non c'è problemi, d'accordo? Contenti? Allora, finito questo argomento, dico, ma se a me non mi piacesse quella grafia, posso scrivere in un'altra grafia? Sì che ti puoi scrivere in un'altra grafia. Perché? Perché il senese non è una lingua che è stata standardizzata mai. Perché? Che sono state delle differenti, io non mi voglio mettere dentro queste magagne di... Ma facciamo finta che fosse come in tuo ballone. Dunque abbiamo quelli che vanno a prova Osena, quelli che vanno a prova a Odoia, quelli che vanno a prova a Lampi Casassa, e chi le c'è meno il medesimo. Io ho fatto 4 esempi, da quelli li abbiamo approfondito bene, ma che ne tanti, che sto in periodo secondo me che ha tosto grafie che parlate di senese, se posso dire la verità, perché ne ha proprio tante. Ma ora vediamo un po' queste. La seconda che andiamo a vedere ora è la grafia in Italia. No, la grafia ufficiale. A me piace troppo l'unità, ho da menzionarla tutte le volte. La grafia ufficiale, non mi ricordo più bene altre, e come ho già detto, le tardi sono stracco, non lasciamo perdere, ma se c'è da dirmi qualcosa che non è giusta, scrivimi nei commenti che sono di nuovo contento, así che fosse ampio o durante, che ho vagamente menzionato, scrivimi che sono contento di rispondere quando abbiamo un po' di tempo. Allora, questa è la grafia ufficiale. La grafia ufficiale è una grafia che ha un po' di anni, che ha una tradizione bella forte, è all'esteta scritta, all'esteta devia tantissimo, e all'MPA in primo canale che ha anche un bello programma dove si parla solo in senese e si deve a questa grafia. Che ha scelto di disegnare ci conosciuto senese online, non manco, è scritto in questa grafia. Che ha scelto di disegnare liceo online dell'Italia, però non siamo a prova a parlare quello. Non stiamo a prova a parlare di quello, lo dico tra un po' madonna. Dunque, cosa che abbiamo da dire? L'importanza di questa grafia
che si deve e assenti tutte le volte possibili. Dunque, è bello per gente come me, come ho già detto, vengo da un'altra zona, da Liguria, da Levante, dunque che sono delle volte delle parole che io non conosco, le paule, come si dice a Zena, e le cao a me, delle volte capire dove casa la sento. Se la sento casa qui o casa là, per me delle volte è importante, non tutte le volte, ma il resto me cao. No. Dunque, se ben che mi devo in Italia, delle volte mi fa piacere l'ese in telefisiale. Cosa che a me non mi piace, però, quando una volta che Golandi o Cusenese, lei vede tutti questi accenti, ma lei è una cosa personale, non è niente di ma. Al contrario, come ho già detto, lei è una bella grafia, secondo me. Dunque, chi da Gesena andiamo a guadagnare. Non sono convinto troppo che veggia e duge chi, perché abbiamo già l'accento, dunque in teoria non si aveva bisogno di mettere a dugia, però non sono se io faccio una correzione in ti commenti. E un'altra cosa che si fa, allora, ricordate di lungo che è l'importanza di assenti. Come ho già detto, questo è importante proprio perché quando in Italia, tornando in attimi da re, quando ti è in una vocale lunga e attona, guagna, ti senti questo modo di dire, che non è anemo, ma chi o sena, non è musena, ma che musena. No, magari in tuo stadio ti dici Zena, vabbè, insomma prevenissimo. Ma vabbè, allora in questa situazione che Agnate ne gusta, metti che dei punti, così dimo guagna, e ora resta in testa, è facile. In l'ufficio du Bampi, che dimo, vabbè, o son o le paeggio da questo. Agnate cosa ne importa? Ne importa specificare a lunghige la vocale. Dunque cosa faccio? Guagna, lo scrivo a questa maniera, o circonflesso, tutte le volte che lo devo, per me vuol dire semplicemente tempo lungo da vocale, che se sei in tu mezzo da parola, che se sei a fondo, lo devo a questa maniera. E da poi vedo tutte le volte che scrivo una parola, che seggi di una sillaba, vedo metti in accento per specificare a tonicità da vocale e per comodità personale, va benissimo. E alla medesima maniera quando è una vocale lunga, che ci ben che segge c'è o che a segge lunga, come in Zena qui, metto del resto il circonflesso per rappresentare lunghige. Va benissimo, lei ha una decisione grafica che funziona intanto che dobbiamo in una maniera consistente, va benissimo, non c'è problema. Ora abbiamo una terza opzione. Questa terza opzione è quella chiamata grafia tradizionale. Ora non valgo proprio dentro in ti dettagli in tradizionale, si trova in Facebook, in tuo gruppo amici dusenese, si deve perché è quella di Nino Durante, che gosto è il libro del sotto, come gusta, e lei è nato no libri in giorno fame in video in libri che go in usenese, però lei è stata una bella decisione quando l'ho fatto perché è stata a me prima volta a prova in prendere usenese non aveva altro e quello è stato proprio lei è un bello tomo che è piccino, non si capisce, è bello per farsi e ossa. Ma vabbè, allora, cosa che è differente? Questa è un po' in mezzo, tra a ufficia e a in Italia. La tradizionale, tra l'altro gasci di differenze in tuo vocabolario, è secondo me in pittinci italianizzato, però non niente di ma perché alla risponde ai bisogni del senese moderno che lo Stato influenzò pesantemente e del modo mi è morto torna a macchinetta. Allora va bene, pace. E cosa abbiamo provato di? Che allora questo forse abbiamo passato i 15 minuti.
Vabbè, e mi prova di che in tosenese e ci volte abbiamo AO che si pronuncia come U. Quando AO si pronuncia come O, di solito per tante grafie si devia in AO con l'accento grave e in AO con i due punti se O alle spero di non dare troppo input in ta testa, però AO si mette con i due punti. In grafia ufficiale l'unica citazione donde che bisogna di mettere questi due punti ed è l'unica citazione donde abbiamo due punti o di erigi, chiamala come vuoi. In grafia tradizionale come si è visto qui si mette in tante citazioni e in grafia unitaria che è altre citazioni asci e ognuno ha le sue regole, va benissimo. In l'ultima, quest'ultima grafia non è proprio una grafia ma è quello che si trova più spesso perché quando uno la deve a tastiera italiana, tanti accenti non si trova in te computer, in te laptop, in te portatili e così andando, in te tutte le tastiere fino a quelle analogiche, dunque questo fa, o non sa, o non la studiò, o non le interessò a studiare, ma o conosce bene la pronuncia dosenese, allora scrive da Zena, ne guagna le volte che mettiamo in accento per dire che altre volte che mettiamo tipo da Zena magari perché l'ha visto scritto da qualche parte che mettiamo qui in accento una cosa non sa manco lei se ne mettiamo che mettiamo se inventiamo delle cose che mettiamo degli accenti norvegesi così andando e questa è un'altra maniera di scrivere che fin tanto che come si è detto non è una grafia standardizzata fin tanto che non è consistente con quello che scrive che manco troppo da dire. Oh, fammi un po' una conclusione di tutto questo. La prima domanda è la risposta. Il senese è scritto in ta bandente, manifesto duzena, è giusto, non è che niente sbagliato. La seconda domanda che mi sono fatto, come che se io vado a scriverlo, se facciamo altri esempi, abbiamo risolto più o meno la risposta. E allora fammi un po' una conclusione. Cosa che da dire? Che è una cosa importante, che è una morale da capire in questo video, tra le tante cose, tra le tante scemate che ho detto, che ho stanco, ho fatto stracche come parlare. Ed è questa, semplice. Come ho detto, mi piace Usena. Non sono in tifoso, non vado allo stadio, non faccio di quelle cose lì, però Usena mi piace. Non è giusto, secondo me, è da canto me da chiamare scusa perché che tenti Zuzena che dice di porcare in suo conto di quelli di Doia che è tremende le incatie poi creve in tu dica che no vabbè lei è giusto di essere così tra tifosi sì, ma non è bello peggio non sto manco a menzionare queste cose perché non ne merita manco menzionare ma quando è una volta e per una volta che se deve usenese in una situazione pubblica un po' più di verve come si dice in francese se va bello e sempre tutti d'accordo per una volta tanto o amaraggio e fai applausi e dica sì no è giusto è bello è viva o fai un'altra la prossima volta no a dica oh no ma riguarda quelli che ne dicono che gli altri ne siamo usenesi vei e poi scrive in questa maniera che è proprio inglese è proprio così è proprio così che torna dico che i tifosi d'Usena a volte certe categorie hanno scritto l'hanno detto delle cose tremende e mi rincresce ma non è giusto del resto andare contro senese perché è una morale importante perché questo è in eredità questo comportamento è in eredità di tante altre cose che sono successe in tuo passato secondo voi altri perché c'è la sua inciusione o zueni dipende da dove veni secondo voi altri perché non si parla senese non solo per la situazione globale per il globalismo, diciamo, come il capitalismo, i mass media, la presenza dell'inglese dappertutto, dell'italiano in televisione, in cinema, è un fatto che a scuola si parla solo italiano, si può parlare senese, non si è mai possibile, che il senese non è riconosciuto come una lingua ufficiale, che è tremenda come cosa, che si studia a scuola e che quando si parla scima solo per di belin e per di altre belle parole, no?
mai per ripigiare o quando si fanno non è mai troppo successo diciamo che perché la gente non sta a prova ma se devi solo appunto, per fare le barzellette e per parlare e per dire porcaie perché secondo gli altri? Anche perché quando in Svene cerca di parlare senese che è lungo quello che ti arriva e ti dice ti senese non ti sai parlare perché non ti parli come parlava mio nonno non ti parli come parlava mio messiato non ti parli come parlo non ti parli come parla lei dunque tu non ti sai parlare senese invece tu parli italiano allora cosa fanno questi? I parlano italiano mi per primo e mu da lungo fatico e mu fino a fatico solo per avere una cucina manco per avere solo per il dialetto solo per l'accento mi ricordo che quando ero piccino ero da imparare l'italiano corretto preciso che a Z pronunciata Z no? Che la pronuncia Z sei un maledetto capì bene se fai un po' in passaggio in tua vostra coscienza veramente un attimo capii bene che questa situazione non è possibile non è accettabile perché poi in tal fin arriviamo in una situazione che nessuno parla più senese è una lingua morta gli altri che siamo gli altri volontari che mi poi non faccio niente ma che in Wikipedia in Wikipedia Ligure in Facebook da tutte le parti che cercano di parlare in senese cercano di parlare del senese ti ha fatto coraggio e la greco per fare certe cose la passione ma se vi altri tifosi gente del popolo andiamo così gente di tutti i giorni che vanno al bar che vanno in giro con la gente che vanno a fare con gli amici che vanno a parlare senese e se voi altri che date il coraggio che da incoraggiare la gente a parlare questo senese perché se noi altri siamo qui anche se sono qui anche per spiegare questa cosa che fa in video lasci colpa di gente così la colpa di gente così che non dà nessuna speranza ai suoni di parlare non voglio manco parlare di tutte le altre cose politiche non voglio parlare perché non è nel contesto non voglio parlare delle possibilità lavorative non voglio parlare dei trattamenti mi parlo solo della lingua mi capì? E un po' ci vedi se l'autofocus non mi rese c'è vabbè parliamo se c'è la prossima volta che senti in parlare senese o che venisse fino da South Africa o dall'Asia che se sei parte del mondo dica bravo grande ma digalo in senese vedi che vecchi fammi se in slave notificata andiamo a parlare assieme fammi se due parole andiamo a fare una cirolla qualcosa i mostri un po' di cirolla ma non conosciamo come di che non avete puglia o non avete puglia perché è importantissima è quella cosa quando che infligge non trattello come se fosse una figura da circo ma trattello parlega come se fosse una cosa normale e bellissima al mesmo tempo Gavei in ta vostra bocca inteso mi l'ho scoperto solo quando ho lasciato l'Italia quando ho lasciato la Liguria in ta nostra bocca che mi inteso in te nostro scrive che ha possibilità di mettere questo tesoro in una cassaforte ma non una cassaforte come quella dei nostri antichi che per l'appunto non parlavano senese con gli altri per poi che il senese non fosse perfetto che non fosse dritto e dunque poi si scordava ma è una cassaforte di quella verde di quelle delle banche di una volta che davano prestiti senza garanzie senza troppe beghe troppe robe da firmare così la gente si poteva creare qualcosa ti in negozio in locale una cosa del genere fai a me una cosa qui non voglio più senti o parlo romagnolo ne voglio più senti o parlo proprio levanti ne voglio più senti ne scendive non sapevi parlare senese voglio sentive di ti te parli senese o parlo mi ascetto o faccio senti se non ti piace come l'altro parla ma te voglio sentire parlare in senese vi voglio a tutti sentire parlare in senese mi importa poco di nient'altro voglio sentire i suoni voglio sentire i veggi voglio sentire tutti i foresti milanesi tutti voglio tutti e vi voglio tutti parlare senese con tanti amici per stasera no basta sono stanco vado a dormire spero che questo video fatto un po' così senza scritto senza niente di particolare in ta testa o se già passò
in ta vostra, e se vediamo la prossima volta che cosa in ta testa, qualche altra idea di video, e spero se vi piace, come si dice in queste situazioni, ma non sono troppo abituato, mettete in like, veniamo a prova e dimmi tutti in commenti che sono convinto che sia un caso tremendo o più anche peso non sa ci riusciamo a parlarne. Pace. Ma vedo che in commenti ma parla in senese se puoi, o in inglese o parla in italiano che vuoi. E niente, buonanotte, vado a dormire e se vediamo alla prossima. Ciao ciao.